E l'unica cosa appunto è che mi auguro di non rivederlo più, che non si ripresenti più. Immagino anche che il tuo appello alle istituzioni e alle forze dell'ordine sia di tenerlo lontano. Esatto, sì, quello sì, sicuramente è quello che mi auguro ogni giorno, sì. È tornata dietro al bancone del Civico 19 Sara, la barista di 24 anni aggredita giovedì scorso in una tentata rapina da un 52enne italiano identificato successivamente e denunciato. È mezzogiorno e mezzo quando l'uomo, dopo aver fatto colazione ed essere rimasto l'unico avventore all'interno del locale, si avvicina alla cassa intimando alla giovane di consegnargli il denaro. I toni si fanno sempre più minacciosi e Sara tenta di agguantare il cellulare per chiamare il proprio titolare. Si è un po' agitato, cercando di togliermi il telefono dalle mani, dicendomi che non dovevo peggiorare le cose e, e quindi da qua è andato un po' in escandescenza. Sara però non ha intenzione di subire e reagisce con coraggio. Io ho cercato di affrontarlo, sono riuscita a affrontarlo bene, finché sono riuscita a mandarlo fuori dalla porta, mi sono chiusa dentro e ho chiamato la polizia. E ti ha messo le mani addosso, ti ha strattonato. Sì, mi ha strattonato più e più volte, aveva anche un borsello con sé e che cercava di gettare in volto, insomma di buttare in volto e sono volate un po' di sberle e un po' di calci. Mentre sul posto arrivano le volanti, Sara viene portata al pronto soccorso con dolori al collo e alla schiena. Fortunatamente nessuna lesione, 5 i giorni di prognosi, nelle scorse ore il rientro al lavoro e l'abbraccio con i clienti. Nulla però sarà come prima. E adesso un po' mi chiedono come sto, se è tornato tutto normale. Chiaramente sempre col sorriso, però l'occhio in più che guarda appunto i clienti c'è, quello c'è, o comunque i movimenti, quello non resta. È un po' più attento rispetto a prima. Se già prima era attento, adesso ancora di più.